Buona giornata, benvenuti, bentrovati. Il nostro classico appuntamento oramai con lo sport, sempre e naturalmente attraverso la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. Ogni giorno le nostre interviste, reportage ed inchieste le trovate in modalità on demand. In diretta invece attraverso il digitale terrestre trovate il nostro spazio informativo intorno alle 19:40, 19:45 ogni sera, poi nella seconda parte di serata e in replica nella primissima parte del mattino. Purtroppo iniziamo con una brutta notizia, quella di un lutto nel mondo arbitrale coneglianese, il suicidio di Giorgio Tonon, figlio dell'ex arbitro Nando Tonon di Conegliano. Ci stringiamo attorno alla famiglia porgendo le sentite condoglianze. Lasciamo questa tristissima notizia in apertura e passiamo al nuoto con gli europei a Glasgow. In vasca corta c'è anche la Pellegrini, eccola qui, per un test europeo, il suo, in vista dell'Olimpiade di Tokyo 2020, ovvero 2020. Da segnalare anche, sempre per rimanere nell'ambito del nuoto, da segnalare anche che il nuotatore Manuel Bortuzzo era ieri a Treviso per sostenere l'esame della patente. Il nuotatore ha conseguito una patente speciale. Complimenti. I Leoni del Benetton Rugby a Monigo hanno perso di misura sabato scorso contro il Cardiff Blues. Sentiamo il pilone Nicola Quaglio che analizza la gara di sabato e ci presenta la prossima gara in quel di Lione per la Champions. Quaglio, una settimana che immagino sia stata un po' dura, un po' tosta. Sì, c'è molto rammarico dopo la partita disputata sabato, perché perdere l'ennesima volta così al photo finish fa male. Adesso dobbiamo restare la testa, pensare positivo e andare a fare una grande partita a Lione. Come si reagisce a questo momento, appunto, Quaglio? Ma si reagisce in primis andando ad analizzare dove siamo stati carenti sabato e di conseguenza si riporta in campo un lavoro specifico per andare a migliorare appunto questi difetti che ci sono stati in partita. Per quanto riguarda gli avanti abbiamo avuto molta difficoltà nella gestione del drive, specialmente in fase difensiva. Siamo stati messi un po' in difficoltà nella mischia chiusa. Oggi abbiamo fatto un lavoro specifico sia per la difesa del drive e anche sulla mischia chiusa in previsione di Lione, dove sarà una partita molto dura perché fanno del loro punto di forza la mischia e il drive. Sì, sarà una squadra che sarà difficile da affrontare proprio perché queste squadre del campionato francese sono un po' così, no? Sì, tenendo conto che sono primi in classifica, Lione è la classica squadra francese con un pacchetto di avanti molto tosto, pesante, come ripetevo prima hanno una mischia molto importante e niente, noi dobbiamo andare là consapevoli dei nostri punti di forza, cercare di imporre il ritmo che teniamo in Pro 14, che certamente le squadre francesi non sono abituati a avere, e cercando di muovere il più possibile la palla per cercare di sfiancare un po' i loro avanti e di conseguenza trovare dei varchi. Il capitano sabato in conferenza stampa ha detto ci manca poco perché sto vedendo che siamo quasi a livello dello scorso anno, nel periodo migliore dello scorso anno. Sei d'accordo? Sì, penso che tutto sommato stiamo facendo delle grandi partite, siamo una squadra alla quale piace muovere tanto la palla, abbiamo un bel ritmo, cioè tutto fa pensare a avere degli ottimi risultati, però non riusciamo a portare a casa le partite e questo è molto duro da accettare. Speriamo di avere un po' più di fortuna, però la fortuna bisogna crearsela curando ogni minimo aspetto, studiando le situazioni, studiando i propri ruoli e basta. Questo Nicola Quaglio, pilone della formazione trevigiana dei Leoni, del Benetton. Vi ricordo che adesso ci sarà la Champions e non la Pro 14, doppia sfida in Champions contro Lione, si inizia sabato alle 14 a Lione, poi si continuerà match di ritorno in casa sabato 14 dicembre prossimo, sempre, vi dicevo, contro Lione.
Passiamo al basket, sempre nel campo maschile in Champions. Questa sera si affrontano Saragozza-Brindisi, mentre domani in campo per l'Eurolega ci va l'Armani Jeans Milano contro la Stella Rossa Belgrado. In Superlega maschile di volley domenica Modena-Verona e Ravenna-Padova per quanto riguarda le Venete, e naturalmente non dimentichiamo la Champions per la Siri Perugia in trasferta a Tours in Francia. Questa è la foto invece che arriva dalla Cina, da Xinjiang, dove in A1 femminile, o meglio per il campionato di A1 femminile, ma in questo caso per il campionato mondiale femminile, l'Imoco Volley Conegliano, dopo aver vinto 3-1 contro le turche dell'ex Azibasi, ha vinto oggi alle ore 13 ora italiana contro le cinesi del Guangdong per 3-0, parziali di 25-16, 25-22, 25-21. Complimenti ad Aja Volos e compagne che continuano uno splendido cammino in questi mondiali. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza adesso è arrivato il prossimo turno, un incontro in trasferta a Cuneo. Adesso parliamo di calcio con il nostro campionato. La Juventus, superata dall'Inter in testa alla classifica, si sta per giocare la 15ª giornata che inizierà venerdì 6 dicembre con Inter-Roma. Partitissima perché l'Inter deve rimanere in vetta alla classifica, deve mantenere il distacco appunto dalla Juventus. Poi sabato saranno di scena Atalanta-Verona, Udinese-Napoli e Lazio-Juventus, quindi la Juventus avrà modo di rispondere subito il giorno dopo appunto alla formazione dell'Inter. Intanto a parlare è il calciomercato della massima serie e a parlare è Ibrahimovic, che dichiara sui giornali, sui quotidiani, la Tribuna, scusatemi, la Gazzetta dello Sport ne parla ampiamente quest'oggi, dice che è pronto a tornare in Italia, non dice dove, dice soltanto in un club che è obbligato e deve tornare a vincere. Ma sarà il Milan? Staremo a vedere. Ieri, a proposito di Coppa Italia, incontro per la Fiorentina di Montella che in casa ha giocato contro il Cittadella di Venturato. Nonostante una buona prestazione del Cittadella, hanno vinto i Viola per 2-0 che hanno giocato anche in 10 uomini contro 11. Inoltre si sono giocate Cremonese-Empoli 1-0 per la Cremonese e Genoa-Ascoli finita 3-2 per il Genoa. Oggi si giocano Perugia-Sassuolo, Spal Lecce e Udinese Bologna, sempre Coppa Italia. Andiamo in Serie B dove le Venete e le Friulane cominceranno a giocare venerdì per la 15ª giornata con la capolista Benevento che sul proprio campo ospiterà il Trapani, dove gioca anche il vittoriese Fornasier. Sabato Cittadella Salernitana, Pescara Venezia, Chievo Cremonese e poi domenica Pordenone Crotone, un Pordenone che non avrà in campo e in panchina Tesser perché è stato appiedato dal giudice arbitro e squalificato per 3 giornate. Andiamo in Serie C dove oggi c'è un recupero per quanto riguarda il girone, si disputa Imolese-Triestina, è un momento particolare per la Triestina, vedremo cosa ne uscirà fuori da questo recupero. Domenica invece Lanerossi Vicenza Feralpi Salò, Padova Imolese, Triestina Modena, Virtus Verona contro Reggio Audace. La Serie D con Campodarsego di Andreucci che è stato premiato l'altro giorno come uno dei migliori tecnici, poi il Cartigliano al secondo posto in classifica, l'Adriese incalza a 28, il Montebelluna si piazza in mezzo alla classifica con 20 punti dopo la vittoria in trasferta contro il Charlins Musane per 2-1. Il prossimo incontro per il Monte è fissato per domenica in casa contro la Clodiense. A tener banco è il calciomercato anche nei nostri campionati, Serie D a parte, ma soprattutto Eccellenza che ha mosso un po' qualche cosina, soprattutto qualche squadra è andata a rinforzarsi. Intanto vi ricordo che nel girone A il Giorgione è passato al secondo posto dietro al Sona, il San Giorgio Sedico battendo il Montello di Marchetti per 1-0 si piazza
piazza in testa alla classifica del girone B, il QDP pareggia fuori casa contro il Martellago per 1-1, ma quella che ci interessa maggiormente in questo periodo, in questo momento, è la bassa classifica che riguarda purtroppo le nostre squadre. Ultimo il Montello con 8 punti, poi c'è l'Eclisse con il Martellago a 11 punti, appena sopra con 12 punti Lia Piave, l'Union QDP e la Robeganese, quindi classifica più che mai aperta. Eclisse che domenica ha vinto 2-0 in casa al D'Agostin di Pieve di Soligo contro il Porto Mansuè di Stefano Andretta, che abbiamo sentito ieri ai nostri microfoni. Oggi invece andiamo dall'altra parte della barricata con Daniele Scarabel, con un altro umore, con un'altra carica. Dopo la vittoria è il capitano dell'Eclisse a parlare. Sì, ti hanno detto di sistemare i capelli, ma il sudore c'è, insomma, la fatica c'è, è stata una partita dura, insomma. Sì, è stata una partita combattuta, dove forse abbiamo fatto la miglior prestazione della stagione. Abbiamo messo intensità, sapevamo che per arrivare a loro dovevamo metterci qualcosa in più sul piano agonistico, e lo abbiamo fatto alla grande, e dobbiamo continuare su questa strada, secondo me, perché se noi ci mettiamo gamba, ci mettiamo cattiveria, quella fame, quella voglia di vincere, non siamo inferiori a nessuno e ci giochiamo tutte le partite. Sono d'accordo con te, anche perché ho visto un Cibin come non mai ritornare, ha fatto il terzino piuttosto che l'attaccante, perché è su Cardin che spingeva. Sì, Cibin è un generoso, si allena sempre a 1000 e nessuno aveva dubbi su di lui, infatti adesso inizia a fare gol, inizia a stare bene e se lo merita perché lavora sempre alla grande, quindi niente da dire su Cibin. Beh, davanti oggi avevi delle belle imbucate da fare, perché avevi un bel trio davanti. Sì, tutti che stanno bene, che hanno voglia di correre, sono tutti giocatori importanti e quindi possiamo fare bene se ripeto, l'atteggiamento è quello di oggi. Ho commentato in diretta che ti hanno sottratto due punizioni che le ha volute battere dell'Andrea. Ho detto alla terza secondo me Scarabel non gliela fa battere, infatti ho vinto. Sì, l'avevo visto carico, mi ha chiesto se poteva cacciarle, era giusto, capitano. Sì, era giusto che la cacciasse, insomma. Beh, adesso si guarda con un altro spirito, questi punti servivano. Sì, ci servivano sicuramente questi punti per restare con le altre squadre. La classifica ancora non ci permette assolutamente di respirare un attimo. Adesso arrivano 2 partite decisive, 2 scontri diretti dove con questa intensità dobbiamo essere pronti e dobbiamo fare più punti possibili per arrivare alla fine del girone d'andata nella miglior posizione possibile. Scarabel bene quest'anno, Scarabel. Scarabel si mette sempre a disposizione, cerca di fare il meglio possibile e quando ci riesce è contento anche lui. Bravo Scarabel, che parlava in terza persona appunto di se stesso, ma bravo veramente. Eclisse, vi dicevo, che ha portato a casa il portiere Bazzichetto, eccolo qui, del Treviso. Ne avevamo parlato l'altro giorno, mantenendo il segreto, diciamo così, che dal Treviso si sarebbe allontanato, lo sapevamo, e sapevamo anche che sarebbe stato accasato all'Eclisse. Adesso c'è l'ufficialità, quindi arriva all'Eclisse Careni Pievigina. Poi arriva anche Go, ex Nuorese e Trestina. La Godigese di Paganin ha ingaggiato invece l'esperto Mason, mentre il colpo l'ha fatto l'Opitergina, perché riporta sotto l'Opitergium Alessandro Cattelan, bomber. Quest'anno era in forza al Conegliano, dove la situazione non è delle più allegre, e allora Cattelan è andato a rinforzare il reparto avanzato dell'Opitergina, che domenica affronterà il Treviso e sarà partita decisiva a questo punto per quanto riguarda il campionato, anche se non si vuol dire che già tutto è deciso, ma insomma sarà una partita fondamentale. Al Villorba ritorna Schifano, è un bel rientro questo, e Del Papa passa all'Union Pro. Questi gli ultimi colpi di mercato per quanto riguarda eccellenza e promozione. Ora parliamo di calcio a 5 e, come di consuetudine, andiamo nel vicino Friuli, precisamente a Tamai, per sapere le ultime sul campionato della squadra friulana. Ne parliamo con mister Sabalino. Siamo con mister Sabalino al termine di questa partita che il Macan ha perso 3-5. Mister, blackout all'inizio, questo gol a freddo, dopodiché secondo tempo un grande Macan ha reagito e poi il blackout alla fine fino alla sconfitta con queste 3 reti in poco più di un minuto. Cosa è successo? Abbiamo bisogno di capire esattamente di che pasta siamo fatti e i ragazzi devono assolutamente ascoltare, perché il primo gol ho detto che doveva fare centrale Guido Grandinetti, invece è andato Ale Otero con le scarpe che tra l'altro ha sbagliato di mettere, che non esiste. Abbiamo preso il gol del 1-0
poi una palla persa 2-0, dopo è tutto più difficile, e poi abbiamo raddrizzata la partita, poi su 2-2 una palla, anziché fare una parallela facile, abbiamo cercato una diagonale lunga, abbiamo perso palla, sulla ripartenza loro sono bravi, hanno grande qualità, il 3-2, poi il 4-2 un blocco e una soluzione di Rafinha, e dopo lì un po' ci siamo un po' persi e niente, dobbiamo capire da che parte iniziare a lavorare. Mister, è rientrato Zocchi dalla squalifica, è rientrato Mazzucca, oggi ha anche segnato Mazzucca, quindi se vogliamo l'organico torna anche ad essere, insomma, più competitivo rispetto alle ultime, fra infortuni e squalifiche delle ultime giornate. Prossima domenica c'è ancora già Nattasio, come pensare ad andare a Belluno con i canottieri? Sicuramente dobbiamo assolutamente rivederci, ripartire, sappiamo che erano 3 partite molto difficili e non dobbiamo pensare a guardarci indietro, dobbiamo solo lavorare e finalmente avremo un organico, anche se corto, ma comunque al completo per quello che siamo, e poi vediamo in settimana cosa succede. Calcio 5, Serie B con mister Sabalino per quanto riguardava appunto il Tamai, e ne abbiamo parlato di questa sconfitta che ha analizzato il mister. Concludiamo con il basket. In Serie A2 femminile il Ponzano contro il Fassi Albino perde ancora purtroppo di fronte al proprio pubblico presente al Palacicogna per 70-68, deve trovare sicuramente gli stimoli per reagire e portarsi nuovamente in vittoria. In tabellino positivo la formazione di Campagnolo, mentre tabellino positivo più che mai per la Rucker Sanve di Marco Mian, che ha battuto sabato scorso al Palasystem di San Vendemiano in provincia di Treviso l'Antenore Padova e vincendo per 66-64 in piena rimonta. È stata una bellissima partita, ne abbiamo parlato e ne parleremo anche nelle prossime giornate con altri protagonisti e anche tra l'altro con il tecnico ospite. Ora per la formazione di Marco Mian attende Pavia, si va a Pavia, quindi partita esterna, domenica alle ore 18 al Pala Ravizza. È tutto, ci sentiamo domani per le altre informazioni e le altre notizie. Buona giornata.